Buonasera a tutti, 12 dicembre, il lunedì, il post weekend calcistico, anche se poi in questo momento il campionato di calcio è ovviamente fermo perché ci sono i mondiali che stanno comunque volgendo al termine. Questa settimana ci saranno le due semifinali e nel weekend le finali appunto del terzo o quarto posto e del primo e del secondo domenica sera. Che calcio che fa? Che calcio che fa questo format che esiste da ben 9 anni? Ogni tanto mi guardo indietro e dico porca miseria, sono passati gli anni, passando da Radio Milan Inter per un paio di stagioni a Silvio Music Radio in presenza, poi è arrivato il Covid e ci siamo quindi in qualche modo riorganizzati col discorso dello streaming, che è sempre una cosa molto molto interessante. Ritorneremo in radio prossimamente, però manteniamo questo format che ci consente anche di erogare già automaticamente i filmati direttamente e allocarli presso i vari social network. Oramai si viaggia in queste direzioni. Infatti vediamo anche un attimo i social collegati, sono appunto quelli di Facebook, YouTube, Twitch e Instagram per ciò che riguarda la questione di immagine. Il format è sempre lo stesso, quindi ci sono gli ospiti che si avvicenderanno ogni settimana con quella caratteristica di persone ovviamente legate al calcio come passione, ma magari vengono inospitata, diciamo, da noi per il semplice fatto che hanno un'appartenenza di altro tipo ma con una grandissima passione. Mi piace sempre guardare verso la musica, verso l'arte, verso settori che possono risultare comunque interessanti all'ascolto. Quindi a questo punto io non posso non introdurre l'ospite di oggi, che è un caro amico, una persona poliedrica, un artista a tutto tondo. Eccolo qua, Roberto Sironi. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ciao Roberto, chi ti conosce sa benissimo, qua siamo in ambiente calcistico, tu sei comunque un fan di una squadra di calcio, sei comunque un appassionatissimo, appunto per il concetto che stavo estendendo prima, che riguarda il fatto che ognuno di noi è legato a un evento sportivo, a un campione, a una squadra di calcio, a uno sport, e quindi in questo caso indubbiamente il calcio esiste anche nelle tue passioni. Le prime passioni però sono la musica, il teatro, l'arte in generale, la pittura, la scrittura. C'è stato veramente un grandissimo allargamento che non tutti gli artisti riescono a fare. Esprimimi un concetto di questo sbordare in tante situazioni e la capacità e la voglia di in qualche modo di cimentarsi e aver sempre qualcosa da voler trasmettere agli altri? Ma direi, guarda Fulvio, metaforicamente potrei dirti che il gioco che faccio io è quello di tenere sempre la palla. Quindi in un certo senso Sì. sono partito con la musica, poi sono passato al teatro, per poi tornare alla musica, per poi passare alla pittura, ritornare ancora alla musica, nel frattempo con la letteratura, insomma la palla è sempre il mio campo. La palla, c'era un allenatore che diceva se la palla è da noi non ce l'hanno gli altri, no? Boscov Esattamente, diceva questo, no? esattamente. L'importante, e poi un'altra frase molto interessante che la diceva invece Lidon, dice fate correre la palla perché la palla non suda, mentre voi invece sudate. E Certo. questo per dire che ci sono delle pillole di saggezza anche nel calcio e c'è anche un po' Però di... una bella di Platini bisognerebbe dirla quando ha detto che il calcio si gioca con la testa e non con i piedi. Insomma, mi sembra una sintesi anche artistica, devo dire. Anche artistica, beh, poi l'artista anche ragiona, anche se è un attento osservatore, gioca anche col cuore, quindi va a prendere delle cose in particolar modo. È vero, però Platini era una grandissima testa pensante in campo, quindi insomma. Allora ci buttiamo un attimo in questo momento storico, poi dopo vedremo alcune cose che sono collegate comunque al mondo del calcio, tue artistiche, quindi anche delle performance che ci saranno a breve. Quante teste, chiamiamole così, di livello hai visto? Se c'è qualcuno che in particolar modo ti ha entusiasmato? Non so se poi è giusto dire entusiasmo in questo momento storico, perché manca la nazionale di calcio italiana,
ci sono state grandissime polemiche per questo mondiale del Qatar, lo sviluppo del Qatar, del mondiale in sé è filato liscio, però ci sono stati anche degli inciampi. Ma guarda, se parli di calciatori mi sembra che siano un po' sempre quelli i più bravi in fondo, Modric, Messi, Mbappé, Giroud, sì, Ronaldo, cioè sono sempre quelli. La cosa però che mi ha stupito, tutti dicono che c'è questa sorpresa Marocco. Sì. Io sono anche d'accordo, ma la grande sorpresa non penso sia questa. La grande sorpresa è che c'è poi la Spagna, l'Inghilterra, il Brasile, il Portogallo. Questa è la grande sorpresa e questa, secondo me, stiamo arrivando anche nel calcio a un livellamento che potrebbe essere molto importante o molto pericoloso, chi lo sa. Ah, beh, la Germania, per esempio, la La Germania Germania, è uscita è al vero. girone. Quindi vuol Tra dire par- che sta cambiando tutto, o sta in meglio, io spero, o altrimenti ci sarà un livellamento un po', come dire, un Ma po' io abbassato. sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che la sorpresa c'è, la sorpresa è il Marocco, ma la sorpresa è anche la Croazia che a distanza di 4 anni era arrivata seconda, battuta in finale nel 2018 in Russia, e la Croazia si ritrova a essere tra le prime quattro ancora, quindi sottolinea Può ancora un essere, bellissimo percorso. Però è anche può essere che faccia anche la finale ancora. appunto, quindi però c'è anche un altro discorso che nelle prime 8 che sono arrivate appunto ai quarti di finale c'erano 5 europee. Sì. 5 europee, le 2 sudamericane per eccellenza, Argentina e Brasile, e una africana che era la novità, che è questa novità. Alla fine non mi sembra che la geografia calcistica cambi più di tanto. Ma non è che cambia la geografia, cambia il talento credo, cambia il talento perché è vero che il Marocco giocano tutto quello che vuoi, ma rimane il fatto che per ora i maestri siamo noi, dovremmo essere noi. Se l'allievo batte il maestro c'è un problema, da vivo intendo, da vivo. Quindi quindi ma io ho questa sensazione, Sì. capisco che può cambiare tutto, ma sono uno che con il calcio prima di tutto si deve divertire, soprattutto divertire, quindi Ti sei certi divertito quindi? ma guarda, sinceramente a sprazzi, ma Mm. sono sempre quelli però, per ancora oggi per divertirmi devo vedere Messi, devo vedere quella gente lì, se no il divertimento ce n'è ben poco. C'è il tifo, ma non c'è per me il calcio rimarrà sempre un'arte comunque. È vero, e soprattutto una metafora di vita, no? Quindi, perché c'è un'evoluzione, no? C'è un inizio, una fine, ci sono gli episodi e quindi gli alti e i bassi, no? E quindi a me piace sempre molto riferire che è appunto una metafora di vita, anche perché poi ci accompagna veramente sempre, no? Da Eh quando si è sì, certo, piccoli, se si è certo, appassionati, ovviamente, no? certo, cer Ecco, quindi vabbè, quindi allora insomma il Marocco è relativamente una sorpresa, ma per te la sorpresa è appunto questo cambio, per me chiamiamolo sì. così, che Sì, sì, geografico, sì, almeno, sì. e fai felice la FIFA, perché la FIFA anelava proprio a questo spostamento, purtroppo da un punto di vista, chiamiamolo così, economico, perché se incomincia ad aprire verso altri mercati è ovvio che ci guadagna anche lei, no? Speriamo, non lo so, io un po' egoisticamente non sono molto d'accordo che sia, perché Guarda, speriamo comunque che crescano altri talenti, che arrivino altri campioni, ecco, che sono sempre quelli che poi trainano tutto il calcio. Senza senti, di ma loro negli ultimi anni il calcio ha avuto, eccetto, non so, il Barcellona, la Spagna, il Barcellona ovviamente di grandi campioni, Xavi, Iniesta, Messi, no, ovviamente. Alla fine ha avuto una involuzione o una evoluzione verso la parte muscolare e fisica. Per questo che abbiamo dei problemi nel riconoscere ovviamente il talento, perché il talento è difficile che riesca a coniugare tutte e 2, velocità, certo. fisicità e il talento, no? Quindi o sei uno ultra tutelato ed è difficile, altrimenti devi trovare un giocatore che riesca Ma a coniugare tutte e due le cose. io penso che quando appunto, come dicevo prima, quando scompare il campione, scompare la storia, quindi come giustamente il Barcellona dentro aveva dei personaggi importantissimi, scomparsi loro è rimasto poca roba.
è rimasto poca roba. Ma come sempre, come succede anche nell'arte, nella musica, nella pittura, il Rinascimento, dopo il Rinascimento è stato un calo pauroso. Perché? Perché non c'erano più i vari Michelangelo e compagnia bella. Beh, Ecco qua, insomma, ce ecco qua. n'era anche, ce n'erano stati troppo alti ad altissimo livello, no? Sì, ma quando hai grandi artisti hai necessariamente grande arte. Quindi anche nel calcio penso sia un po' così. Quando hai grandi campioni hai grande calcio e quindi grande divertimento. È grande divertimento. C'è una cosa che mi fa un po' sorridere, no, vabbè, io ogni tanto punzecchio le affermazioni di Arrigo Sacchi, che lui dice che appunto il calcio non deve essere contropiede, bisogna imporre il proprio gioco, eccetera, eccetera, quindi essere aggressivi, che in parte può essere vero, però alla fine il calcio è un po' quello di un po' di fregare l'avversario, no, quindi farsi, un po' attaccare per dopo ripartire nello spazio e nella velocità. In un calcio del genere, dove praticamente gli spazi sono ridotti all'osso, credo che è proprio questo, o sei veramente una squadra ultra talentuosa, o altrimenti devi cercare di indurre l'avversario a cadere in questa trappola. Alla fine nel calcio non si inventa nulla, perché al di là della fisicità dei giocatori, al di là della mancanza dei talenti, ma poi magari può succedere che con una regola le cose possano anche cambiare, arrivato a un certo punto non si inventa nulla, quindi non c'è No, niente di certo no. nuovo. No, io penso di no, perché ci sono sempre 2 porte, l'importante è buttarla dentro. È quello il fatto. E buttarla dentro oggi, qualche volta, come vedi, si fa una fatica mostruosa a buttarla dentro. Probabilmente dipende non tanto dalla velocità, dalla forza, dalla fisicità, dipende proprio da un talento, dal fatto che la palla è rotonda, dal fatto che certi campioni non la guardano neanche la palla, sanno già dove deve andare. E purtroppo io credo, spero di sbagliarmi, ma credo che andiamo verso un calcio che sarà molto fisico, e gli spazi saranno sempre più ristretti. Beh, sai, i calciatori adesso sono veramente quasi dei culturisti, quindi li vediamo, sono lontani i tempi di quando eravamo ragazzini, che vedevamo giocatori dove magari avevano delle cosce grosse, ma la fisicità era relativa. Certo. E vabbè, insomma, sono cambiati i tempi e giocavano con un ritmo differente, però giocavano con grande, ovviamente, bravura e talento. Bravura e talento. Allora, io faccio vedere adesso, vediamo, non c'è, ecco qua, non si è allocato. Ecco, questa è la cosa che non. Ogni tanto mi capitano queste situazioni. Vabbè, c'è un'immagine tua di una mostra, anzi, andiamo a vedere subito la locandina. Eccola qua, che è L'arte nel pallone, mostra di pittura di Roberto Sironi dal 29 novembre al 18 dicembre, quindi siamo ancora in tempo per andarla a vedere, ci sono ancora sei giorni per Sì, poter andare ai Castelli Gourmet ristorante, no? Mi sembra, sì, locale, quindi che, esatto. che ha in questo momento in dote, diciamo, le tue opere che riguardano il calcio, in via Cerano 15, angolo via Savona, qui a Milano. E come vedete lì ci sono due numeri 10, se vedete l'immagine della locandina, e quindi chi sono? Maradona e Pelé, giusto? È evidente, esatto. Vedi com'è facile, è facilissimo. Vedi? Certo, Però queste certo. sono delle icone che quindi noi andiamo adesso in questo momento il 10, cos'è il 10? Boh, forse Di Maria, beh, Messi ovviamente e Neymar in questo Sì. momento. Ho visto che anche Mbappé ha messo il 10, ma è un po' esagerato forse. È un È un po', po' sì, perché lui esagerato, poi in ha realtà è un messo il numero attaccante. 10, ma insomma cioè il numero 10 è un'altra storia, è tutta un'altra storia. È un'altra storia. Ecco, Sì, allora andiamo sul numero 10 argentino, che è questo. Purtroppo non ho l'immagine che mi avevi dato ecco, tu. Ecco, qua ci sono esattamente 7 palloni d'oro. Allora, la mia idea è che dopo 3 palloni d'oro tu prendi quello di diamante e vai a casa e sì, basta. può Dopodiché essere. lasci agli altri, no? Perché raggiungi il top, altrimenti non fai altro che ammorbare del tuo nome, perché sarai bravo, tutto quello che vuoi, però non posso pensare che questo uomo sia stato più forte dei 3 di Van Basten, No, oppure no, di certo, certo. Beckenbauer, Cosa Certo, dici? certo. No, sì, sì, cioè, sì, dovrebbero inventare un'altra cosa, ma penso che non lo faranno mai. Non lo Ecco, faranno quindi mai. anche qui il marketing è entrato in una forma molto, molto potente, perché ovviamente c'è stata una sorta di rimbalzo: 7 palloni d'oro per Messi, 5 palloni d'oro Per Ronaldo.
per Ronaldo, quindi non hanno fatto altro che in qualche modo legare un decennio ai loro nomi e di conseguenza trainare i marchi che sono venuti fuori. Quindi c'è tanto marketing e quindi c'è in qualche modo forse una poca capacità di far emergere il talento. Parlavamo di talenti, no? Ovviamente. Non è che questa cosa qua può in qualche modo è stata mutuata anche nella musica, per esempio, no? Assolutamente sì, anche nella musica i tempi cambiano, le cose cambiano, i personaggi cambiano, anche vedi anche nella musica i grandi impresari non ci sono più, i grandi produttori non ci sono più. Uguale a cosa? Uguale che chi sceglieva gli artisti 20, 30 anni fa aveva una cultura, chi sceglie oggi gli artisti ne ha un'altra. Ora io non voglio fare polemica, certo è che se vai a vedere per esempio nel nostro parco musicisti del nostro paese è tutta gente che ormai ha 70 anni, alcuni 80. Questo significa che questi grandissimi nomi, inutile dirli, no? Conte, De Gregori, Renato Zero, eccetera, eccetera, sono ancora lì, sono ancora vivi, sono ancora e fanno ancora questo mestiere. Io non so se i nuovi arriveranno a quell'età a cantare come questi signori, io non credo. Io proprio non, No. ma non perché non può, ma perché non hanno neanche il repertorio per fare questo, non hanno repertorio. E in più credo, purtroppo, per tutti noi musicisti, che la musica, intendo quella live, stia scomparendo. Quindi anche questi ragazzini qua, giustamente, che cosa devono fare? Cantano alla televisione, scrivono una canzone e sperano che quella canzone arrivi e faccia e risolva. Per Ma quelli che riescono ad sì, arrivare, per sì, quelli che certo. riescono ad arrivare, perché molta gente non ci Questo arriva. rimarrà sempre un mestiere, adesso io me lo spero, rimarrà sempre un mestiere, quindi bisogna scrivere tanto, bisogna cantare tanto, devi fare tanti concerti, perché si impara ovunque, dappertutto, devi fare tanti incontri, devi anche sapere perdere, devi anche sapere soprattutto perdere in questo mestiere, perché se vinci sempre vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Non Beh, funziona. oppure sei bravissimo, quindi, ma siccome Ma io di bravissimi sinceramente, non ne ripeto, trovi, non ne dopo questi troviamo. signori qua, io sinceramente non ne vedo di questi signori che potrebbero prendere il posto agli anziani. Io sinceramente non ne vedo, Allora, non tu ne parli di vedo. sostituzione, però qua in fin dei conti parliamo di talento, come abbiamo parlato di talento nel calcio. Arrivato a un certo punto il talento è la discriminante, cioè la discriminante, il talento. Saper suonare uno strumento è già una discriminante importante. Quando io vedo uno che sa suonare uno strumento, dico bravissimo, Sì, sì, poi magari certo. non sarà il migliore, però io non vedo questa discriminante, cioè non vedo dei personaggi creati dal marketing, quindi Sì, sì, infatti sono questi dall'apparenza, il nuovi artisti, vestiario. sì, Ecco, sono più artisti oggetto, mettiamola così, perché fanno un genere, fanno delle cose, fanno della musica che non resiste nel tempo, non resiste nel tempo. secondo te Io non fa è... Sì, prego, scusami, prego. No, io ho fatto anche, qualche volta qualche esperimento di personaggi famosissimi, magari con degli amici, con dei conoscenti, dicendo: "Guarda, perché non mi canti una canzone di Tizio, Caio e Sempronio?" E sempre la risposta è identica, perché non se la ricordano. Se non se la ricordano vuol dire che quella musica lì non è entrata e se non è entrata non passerà alle generazioni, come sempre Certo. invece è stato per altri artisti, Beh, capito? quindi Siamo sempre lì. vuol dire che questo è un periodo di oscurantismo, sarà legato al profitto, però un Forse periodo di oscurantismo. oscurantismo no, decadentismo sì, siamo decadenti, quello è sicuro, siamo decadenti. Su questo penso che non ci siano dubbi. Perché io credo poi ci sono, anche per esperienza personale, ci sono dei momenti, io vengo dalla generazione degli anni 70, quindi praticamente il decennio che ha regalato più musica in tutte le direzioni, no? Quindi sono stato un adolescente fortunato, quindi mi sono creato le basi, no? Volendo. Però ho notato anche delle generazioni successive che sono andate a recuperare nel passato perché approfondivano il discorso, no? Di, non so, un genere, West Coast, per esempio, e vai a vedere tutti gli artisti della West Coast o il jazz, in particolar modo una sfaccettatura di jazz che vuoi andare a vedere, lo swing, eccetera, eccetera. Io questa cosa qua spero che rimanga in futuro. Speriamo, Perché la speriamo. gente dovrebbe andare a beccare in qualche modo nel passato la qualità degli artisti, questo che...
Di solito guarda, questo io l'ho anche visto per quello che mi riguarda, ma è un passamano, no, io quando si dice: "Ma tu assomigli a quell'altro", non è possibile assomigliare a un altro artista. No, perché siamo la conseguenza di tantissimi artisti. Certo. Però credo che questo filo si sia interrotto oggi, credo che si sia interrotto ed ecco perché abbiamo questo distacco fra la musica, chiamiamola di prima, e la musica di ora. Perché non c'è più questo passaggio, non c'è più questo passaggio, non c'è più il maestro che insegna all'allievo come deve fare, dove deve andare, quando e con chi. Oggi ci son questi ragazzini che vanno in televisione, cantano questa canzone e poi fuori o dentro, se sono fuori spariscono, se sono dentro spariranno molto in fretta. Quindi questo è imputabile però a chi gestisce Certo, l'organizzazione certo, discografica, ma il tutto ciò, anche collegato con le televisioni, collegati con i vari format e quindi questi diventano in qualche modo, tranne qualche eccezione, un po' una sorta di carne da macello. E esatto. speriamo quindi che si riesca, diciamo, a mantenere, no, in futuro la discriminante, saper suonare, saper cantare, vedere un po', quindi Questo certo. no, perché vedere anche capitato ovviamente a tutti andare a vedere dei mostri sacri, ho sempre visto per esempio Santana suonare 3 ore, per dire, no, nei vari No, generi. certo, John certo. Mayall va verso i 90 anni, John Mayall, quindi con il blues bianco inglese e gira ancora il mondo. Quindi io credo che alla fine È un mestiere, cioè questo è un mestiere. Poi sai c'è chi diventa qualcuno e chi non lo diventa, ma è un mestiere. A parte che io credo, e te la dico fuori dai denti, credo che uno ci nasca qualcuno, non è che lo diventi. Se non lo sei non lo potrai mai diventare. Ed essere qualcuno, secondo il mio punto di vista, non vuol dire diventare celebre, vuol dire fare questo mestiere per 50, 60, 70 anni. Lì sei certo. qualcuno, perché vuol dire che hai campato con questo mestiere, hai mangiato con questo mestiere, hai pagato la luce e il gas con questo mestiere. Allora, ritorniamo sul discorso calcistico artistico e andiamo a vedere qualche immagine, no, ne faccio vedere una in particolar modo che è questa, che la partita per eccellenza. Io penso che spero che rimanga perché credo che fagocitate tutte le varie partite, le varie finali con questa offerta mostruosa di partite che esistono già normalmente dei campionati di calcio, della Champions, gironi, mica gironi, competizioni. Questa rimane sempre, quindi spero almeno. Ah, questa rimane, questa rimane. Per questa rimane, le Sì, altre questa rimane. spariscono. Le altre ma questa ma guarda è sempre quello il parallelo, è come sono come le grandi canzoni, quelle rimarranno sempre, per forza, rimarranno sempre. Non c'è niente da Rima- fare, perché hanno te l'ho detto, hanno trapassato le generazioni. Come questa partita qua, le ha trapassate e sarà sempre un esempio, perché poi diventa un esempio. Sai, è vero che magari oggi, appunto, questi giovani perché sai anche nel pallone i giovani sono cambiati, anche nel calcio, non Beh, solamente nella certo. musica. Quindi però vedi che alla fine il mito rimane il mito. Cioè, l'importante è che uno diventi mito. Quando sei mito, punto, finito. Pelé, che ne so, Cruyff, quella gente lì sarà sempre un mito. S Sarà sempre s un mito. Quello che di cui non sono certo è se si potranno superare certi personaggi. Io penso di no, da quello almeno da quello che si vede oggi, eh. Ecco, che cosa così tanto per i noi che siamo nostalgici, cosa ti ricordi? Qual è il pensiero che ti viene ricordando quella partita vista l'hai vista, no, in Come diretta no, presumo, certo. no, Beh, è che cosa stata perché son quelle cose che si ricordano, no, in particolar ma cos'è che ti viene in mente? ma guarda, sinceramente tutto e niente, perché è stato un periodo di tempo incredibile. C'è successo di tutto, proprio di tutto. Quella è una vera partita di calcio, dove fino in fondo potevi perdere, potevi vincere, potevi piangere, potevi ridere. Quindi quello secondo me io poi tra l'altro ho questo vezzo, questo chiamalo pure difetto se vuoi, ma anche nel calcio io ci vedo un'opera d'arte, perché tirare una palla con i piedi e fare certe cose non è facile, non è Ah per beh, niente certo. facile, quindi secondo me ci vuole quel tocco. È un po' come un po' quando faccio il pittore.
o quando fai il musicista, anche il musicista ha un suo tocco, se no saremmo tutti uguali, no, come mai quel musicista che ha studiato come l'altro, però ha un'altra cosa, è molto più bravo. Per quale motivo è più bravo? E chi lo sa, forse il tocco, forse la sua sensibilità, forse il suo futuro che ha visto e non ha visto? Chi lo sa perché però, i musicisti sono Tu, sempre differenti. parlando appunto di arte in un modo o nell'altro, sia che sia calcio sia arte, hai parlato appunto di mestiere, ma anche di tocco. Mestiere. C'è Sì mestiere e certo, tocco, vuol dire che sì, c'è vanno insieme. esperienza, Vanno insomma. insieme, vanno proprio insieme, perché sai la palla è materica, la palla è come il colore, è materica. E uno deve dargli un calcio alla palla, e dove andrà a Eccola, finire 'sta palla? te Dove la andrà a faccio finire? vedere, era l'immagine che non ero riuscito a caricare, la vediamo un attimo. Eccola qua. E Eccola qui. questo è il tuo pallone d'oro, ecco, dove Questo ci sì, sono tutti i nomi dei esatto, vincitori dei pallone. il pallone d'oro, sì, Anche esatto. qui grandi polemiche, no? Perché al di là, diciamo, dei 7 palloni d'oro di Messi, abbiamo anche dei giocatori che non è che potessero in qualche modo ambire a diventare, no? Tipo, Certo, sono stati anni un po' particolari, mi ricordo Summer, sì, certo, Tedesco, certo. Belanov, che insomma non erano i grandi. No, no, Anche qui non c'è grande, c'è anche business ovviamente in questa manifestazione. Giocatori, sì, per esempio, i difensori tipo Maldini, Baresi, o i portieri come Buffon, ma altri portieri che potevano ambire. È un peccato perché si è viene un meno a peccato, quello che è il concetto del calcio, no? ma Quindi, sai, credo che anche lì, insomma, ci sia un po' del losco, adesso non vorrei, però forse anche lì c'è un po', ci sono che c'è il chiaro e l'ombra, c'è il chiaro e scuro, capito? Non so, credo che non sia proprio una cosa a colori, quella ma in bianco e nero, quindi le ombre ci sono sicuro, qualche volta credo, insomma, che qualcuno abbia pagato un prezzo, credo. allora, adesso andiamo a vedere una cosa, eccola, vediamo se ho preso il giusto. Eccola qua. Vabbè, qua c'è una pubblicità. Ecco, siamo qua di fronte, questa è la pagina della Gazzetta, lo vediamo. Abbiamo martedì alle ore 13 dicembre alle ore 20, quindi domani sera, Argentina-Croazia. E poi mercoledì, a seguire appunto il giorno dopo, Francia-Marocco. Allora, è chiaro che voglio da te un minimo di pronostico e quindi come arrivano queste 4 squadre appunto per il percorso che possono aver fatto in precedenza. L'Argentina, una squadra che comunque ha perso una partita, comunque è riuscita a recuperare, la Croazia, una squadra che mi sembra abbastanza tosta, la Francia non mi pare a livelli di 4 anni fa, comunque sempre molto, molto capace, anche forse con un aspetto differente, e il Marocco che vola sulle ali dell'entusiasmo. Qual è il tuo pensiero e Ma anche un tuo pronostico? ma guarda, sulle semifinali purtroppo è 1 pari 2, cioè voglio dire, però certamente se Messi fa Messi, allora forse l'Argentina ha qualche chance. Certo è che la Croazia è una squadra molto tosta e poi anche è una squadra, come dire, di livello, non è solo fisica, anche molto Sì. di livello, hanno giocatori molto bravi. Quanto riguarda la Francia, è sempre la Francia, quindi ho la sensazione così a occhio che possa essere ancora la Francia in finale. Poi sai alla fine giustamente la palla è rotonda, ma credo che non ci sia partita fra Francia e Marocco. Se i francesi giocano come devono giocare, credo che non ci sia partita. Ma guarda, se la Spagna giocava come giocava, c'era già partita lì, credo. Eh Ma sì, vabbè, però appunto le partite si poi perdono e si dopo poi vincono. esatto, quindi è molto probabile che sia tutto un fatto di talento alla fine, di talento che e forse anche di testa, forse anche di cervello. Beh, Allora il Marocco, ma per esempio, ha subito solo un gol. sì, però è una squadra che corre, 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 magari sai, magari sono anche un po' stanchi adesso perché hanno corso tanto. E la Francia invece ha dentro qualche talento. Tutti parlano di questo Mbappé, ma io sinceramente ho visto ancora questo Griezmann qua, non scherza, questo è bravo, Griezmann. questo è molto bravo, molto bravo. Questo ha un'ampiezza, vede le cose prima degli altri, quindi come fa il campione.
E E Griezmann è in infatti questa posizione un po' più arretrata, è un sì, facitore di gioco, è un sì. facitore di gioco che non me l'aspettavo, quindi Sì. Ma secondo me ha fatto qualcuno ha avuto un'idea un po' alla Pirlo con lui, credo, di beh, aver capito non un po' che proprio il così gioca un dietro, po' però è così, vero. gioca Sì, un po' sì, sì. così, quindi ha avuto una bella idea e infatti sta giocando benissimo. Forse il suo ruolo vero sarebbe quello lì, chi lo sa. Certo che è Sai, un giocatore che la Francia ne ha se si fa male quello è finita. è anche vero che col passar degli anni sei magari meno brillante lì davanti e quindi avendo la capacità di giocare bene al pallone, arretrando riesci ad avere più spazio per Eh sì, organizzarti e sì. Poi c'è organizzare il questo gioco. Giroud, devo dire questo Giroud ha preso il posto di Benzema bene, cioè voglio dire ha fatto i gol, Sì. ha fatto quello che doveva fare. E poi c'è questo Mbappé che vabbè io sinceramente devo essere onesto, ma non lo vedo così eccezionale. Sinceramente no. L'altro Ogni giorno tanto fa delle cose, ma l'altra sera ha sì. fatto niente. L'altro giorno l'hanno chiuso, gli han fatto proprio la gabbia, lo chiudevano in 2, poi arrivava un terzo, quindi molta attenzione perché lui effettivamente è velocissimo, È quindi veloci ma quello sì, certo, quello sì, è è la sua velocissimo, grande però caratteristica. è velocissimo, ma siamo sempre qua, lì si tratta di calcio e non di corsa, quindi puoi essere veloce fin quanto vuoi, ma poi devi toccar la palla e Certo. purtroppo lì, Però ha fatto anche dei bei gol, sì, no, quindi no, no, insomma sì, è sì, no, vero, ma è vero. è un bravo giocatore, però, porlo così in alto mi sembra un po' esagerato. Secondo te, vabbè, se vince il mondiale sarà lui il pallone d'oro, È il prossimo probabile, sì, il pallone d'oro, è ma se non lo probabile. vince può essere lo stesso secondo te? Però sai, se vince il mondiale e il Pallone d'Oro, sai, dovrebbero spiegarmi anche perché deve vincere il Pallone d'Oro, perché per Sì. adesso, se non mi sbaglio, ha vinto ben poco, credo, di avere adesso non so se Beh, se è un ha giocato vinto 80 scudetti in Francia, eh sì, come col tanti Paris Saint-Germain. altri, come tanti altri, perché Esatto, se non lo vinci con quella squadra in Francia non lo vinci più. Però certo. alla fine non ha vinto niente ancora, non ha ancora vinto niente, diciamo di molto importante. Certo, se vince il mondiale è molto probabile che glielo danno a lui, però credo che non sia così giusto, anche Allo se devo dire che forse lo daranno a lui. allora queste sono le due semifinali, poi staremo a vedere e le finali. Parlando invece dei mondiali proprio organizzati in Qatar, parliamo quindi del pianeta calcio, questo è il tuo Sì. è il tuo quadro dove c'è questo gruppo, questa massa di uomini, no? Che è un po' il leitmotiv dei tuoi quadri, che guardano verso un qualcosa, o verso chi sta guardando il quadro oppure sta guardando verso un oggetto. In questo caso è il pallone, il dio pallone. Ne abbiamo parlato già in precedenza. Come ti sono sembrati questi campionati del mondo, al di là delle polemiche della scelta della location, chiamiamola così? In generale, alcuni hanno detto bellissimi, altri dicono vabbè, però con tutto quello che c'è stato e sinceramente non ho visto questo grande. Ma non sta a me dire che se è giusto o sbagliato. Certo è che dalle ultime notizie sono un po' pericolose le ultime notizie che stanno uscendo, quindi se si scoperchia quel vaso di Pandora non so che cosa viene fuori. Spero che almeno il lato calcistico sia pulito, Sì, almeno quello. sì, perché poi dopo alla fine la cosa che interessa al tifoso è quello, Sì, è no? Quindi ci quello. possono essere tutte le polemiche che vuoi, ma poi alla fine ci si dimentica, no? E No, ma quindi certo il mondiale è sempre il mondiale, ha un suo fascino, insomma è inutile, cioè non si può dire è vero, quando vedi gli stadi pieni, gli inni nazionali, i giocatori che piangono, ridono, è sempre il mondiale, però sai, magari, dico magari, forse era meglio andare avanti come prima, farlo nel periodo giusto, non so, forse in Qatar, non so neanche, perché sai alla fine io non so che cosa succede di preciso laggiù, io non lo so, però se è vero quello che dicono, forse era meglio cambiare posto. Dico forse, ma non son sicuro, cioè non so. sì, anche perché poi si sono mossi tutti quelli, chiamiamoli così, le anime belle che sapevano qualcosa o volevano in qualche modo screditare qualcuno, si sono mossi a ridosso Mh. della manifestazione. Avrebbero dovuto farlo 1, 2, 3 anni fa, quindi magari cercare in qualche modo già di focalizzare l'attenzione, però evidentemente vai a incrociare con degli interessi ed è veramente anche, Sì, forse anche no, pericoloso. ma ha interessi enormi, penso che ci sia un giro di soldi spaventoso lì. Quindi mi sembra abbastanza evidente, sai come dire, dove c'è il miele ci sono le api, no, quindi
credo che sia abbastanza normale averlo fatto in quel posto. La cosa che potrebbe essere non normale è se quel posto è o no a livello di corruzione, e questo è il problema. E questo purtroppo lo vedremo nel tempo, perché questo è solo l'inizio, credo. Vabbè, insomma, parliamo di poeti e del calcio, invece in questo momento stiamo parlando di tutt'altro. Insomma, i poeti del calcio del passato, qual è il personaggio a cui sei legato primariamente? Ma Sappiamo no, che possiamo andare indietro di qualche decade, no, ce n'è più, beh, ahimè. no, ce n'è più di uno, insomma. Poi sai, io sono interista, quindi purtroppo sono interista e quindi adesso Purtroppo. purtroppo, sì, purtroppo sono molto interista, quindi poi io giocavo anche nell'Inter, figurati. Pensa. Insomma, se devo farti sempre gli stessi nomi, c'è Pelé, c'è Messi, c'è Ronaldo, che ne so, c'è Rivera, ci son tutta quella gente lì, gente che ha fatto veramente del calcio una cosa importante, una cosa seria. Perché guarda, io ribadisco il fatto, il pallone è un fatto materico, non è un fatto filosofico, è materico. Quindi, come si può dire, quando tu riesci ad aggiustare quella palla, riesci come dire, a quasi a mortificarla, a farne quello che vuoi, vuol dire che hai un talento che è fuori discussione. Quindi io sono per quel tipo di calciatori lì, sono per i Best, Certo. sono per quella gente lì, Senti, Ronaldo. è la diatriba che esiste, per esempio, che è sempre molto difficile fare dei parallelismi guardando soprattutto il passato, no? Quindi non so, Pelé, per me Pelé forse è il migliore in assoluto, però parlo con Mazzola, ho parlato una volta con Mazzola di cui parlava di Di Stefano, Sì. oppure non so, uno dice Maradona, Maradona, però per me per esempio Cruyff è un giocatore che ha cambiato tanto ed era veramente bello da vedersi. Maradona ha fatto delle cose incredibili. Nel rapporto, anche se passano i decenni, il rapporto tra due argentini che sono proprio in parallelismo, Messi e Maradona, da Mh. che parte ti schieri? Perché io in questo momento incomincio, a parte che Ma Maradona l'ho sempre io considerato non al top nella mia classifica personale, però Messi fa delle cose che faceva anche Maradona a una velocità doppia. doppie, sì, però non ha vinto, che siamo sempre lì. Ma Maradona era un'altra cosa, credo. Diciamo, mettiamola così, che Maradona era più artista. Messi è uno bravo, però credo che alla fine stia un po' dietro Maradona, credo, eh. È molto bravo, però quell'altro aveva quella roba selvaggia nella testa che era più, come dire, era un selvaggio, ma era un selvaggio, ma un selvaggio che la sapeva lunga. Questo qua invece è più matematico, lo vedi quando Più corre, quando costruito, corre diciamo, un po' quando più costruito. corre, poi l'altro aveva due piedi, questo ce n'ha solo uno. Insomma, ci sono delle differenze. Credo che Maradona sia, come dire, sia stato uno dei più grandi interpreti del calcio. È vero che Messi, voglio dire, Messi nei primi 10 c'è per forza. Poi è molto Eh, difficile stabilire è se vero. Maradona, Messi, Pelé, che Cruyff, Di Stefano, è molto complicato perché altri tempi, altre squadre giocavano in altre squadre. Maradona giocava nel Napoli, questo giocava nel Barcellona, cioè se tu vai a vedere insomma le 2 squadre, io non lo so, quel Maradona lì, ipoteticamente inserito nel Barcellona di qualche anno fa, io non lo so cosa poteva Hai no, ragione, questa è una cosa da. Beh, è anche vero che Messi e anche Cristiano, insomma, poi non parliamo di Cristiano Ronaldo, anche hanno lui, costruito le squadre su di sé, no? eh sì, Su di certo, loro, no? certo. Mentre invece Maradona aveva, sì, gliel'hanno costruita fino a un certo punto, alla fine era lui che suggellava la Poi sai, partita con le con sue. Messi giocavano certi personaggi, Sì, non dico che erano come lui, ma insomma personaggi è vero. importantissimi, aveva una super squadra. Maradona aveva quelli lì, insomma, che pur essendo bravi, ma non erano, come dire, non erano neanche a metà strada. Sì, è vero. Senti, nel frattempo c'è un collegamento nei vari commenti, c'è Biagio Castagna che è il radiocronista del web, interista, che fa appunto tutte le radiocronache dell'Inter
sui canali social e al tempo stesso in questo periodo lo sta facendo per tutte le partite del mondiale, quindi lo aspettiamo per le prossime 4 partite finali. Lui dice Messi è più artista, Maradona più cannibale. Sì, può essere, ma sai, ma non sono molto d'accordo, ma comunque sì, ci può anche stare questo, anche l'esatto contrario. In Un fondo, po' è vero, in fondo sono due cannibali, tutte e insomma. due. Molti dicono, per esempio, detrattori di Messi dicono che è insopportabile da un certo punto di vista, no? Un po' perché si è costruito la squadra su di sé, un po' perché fa certe giocate, obbliga gli altri a giocare, no? Un po' nei movimenti, però vabbè, insomma, anche lo stesso Maradona aveva... Beh, Maradona inventava, ecco, forse inventava di più. A quello poteva risolvere da solo, tutto qua. Infatti come l'ha fatto spesso tra l'altro, come l'ha fatto Certo. spesso, anche con trucchi, trucchetti come vuoi, ma l'ha fatto. Era un talentoso, era un one man band Maradona. Poteva suonare tutto. Invece Messi credo che sia un musicista che può suonare il sassofono o il pianoforte o la tromba o la batteria, ma non tutti insieme. Quello suona tutti insieme. Va bene, ci sono sempre comunque questi connubi, no, che sono legati al talento. Abbiamo parlato di Messi che giocava con Iniesta e Xavi per dire, no? Ci sono per esempio 2 talenti che si esibiranno, arti e archi. Sono 2 talenti, uno è appunto Roberto Sironi, lo abbiamo qua davanti, e dall'altra parte invece la sua dolce metà che è Elisabeth Bugema. E Giusto. quindi c'è questa performance che tra un po' arriverà nei prossimi giorni, mi sembra mercoledì, giusto? Mercoledì, sì, mercoledì Ci alle 8, spieghi un alle attimo? 20:30. Dunque, intanto la facciamo dove c'è la mostra sul calcio, cosa importante da dire. Cioè E questa, dove io ho la ecco, mostra sul calcio, facciamo questa performance io e mia moglie che è una violista francese tra l'altro. E questa performance è una, come dire, è un omaggio all'improvvisazione. Vedi che ancora siamo lì, vedi, sapere toccare quella palla in un certo modo, quando, dove, perché. Ora, mentre io dipingerò dal vivo, lei suonerà il violino improvvisando della musica. Quindi è un incontro fra due arti improvvisate e improvvisative che si incontreranno in una improvvisazione. Questo non è un gioco di parole, ma succederà esattamente questo. Fate conto, in un'oretta io farò un quadro e lei farà musica. Sono due cose, infatti dico sempre che non so mai se è uno spettacolo, un evento o non una so, performance, una un happening, performance, un happening. un'estemporanea, però sarà una, come dire, affrontiamo o una materia sonora o un suono materico, o forse tutte e 2 si Ecco, incontreranno e come dimmi. avviene le improvvisazioni in una situazione del genere? Al di là del fatto che magari potete avere già per feeling vostro delle corsie preferenziali nella scelta di qualcosa, ma avverrà perché ci saranno degli ospiti, sì, nel Come no, senso delle certo, non si persone, spera. avverrà Come perché il locale, avverrà perché c'è un episodio in sé, c'è un qualcosa no, che no, può... guarda, non ne parliamo mai noi. È Ah, proprio no, no, è una cosa che deve rimanere improvvisazione. Quindi quando arriviamo lei mette in campo il suo, io metto in campo il mio. Quindi io faccio il pittore, lei fa la musicista, poi forse canteremo anche qualche canzone insieme, ma alla fine, è giusto per fare dei piccoli omaggi, ma quello che succederà è proprio dedicato all'improvvisazione, all'improvvisare, perché siamo in un'epoca dove non si improvvisa più. E siccome per molti anni ho sempre sentito dire che improvvisare è roba da dilettanti, roba che non sta invece, non è vero, perché improvvisare proprio richiede grandissimo rigore, perché non è che tu dici: "Faccio una cosa come viene, viene", la devi fare bene. Ora quel farla bene, purtroppo devi usare tutto il bagaglio che hai, cioè tutte le certezze che hai ti serviranno per improvvisare. Tutto qua. Ed è una cosa che quando ne parlo, siccome questa di mercoledì sera è già la quarta replica e ce ne saranno tante credo, la sì. gente è incuriosita da questo fatto dell'improvvisare, perché ha persino dimenticato la parola. Quando io prima di cominciare dico sempre 2 o 3 parole sull'improvvisazione.
Vedo proprio nella faccia della gente lo stupore. "Ah, ecco, è vero, perché già è vero, si può anche improvvisare nella vi certo che si può improvvisare, perché quando tu metti un passo davanti all'altro, non è che ogni passo pensi, vai, cammini, dove vai? Chi lo sa dove vai, ma metti un passo davanti all'altro e non sai se c'è una buca oppure no, metaforicamente, però quel passo ce lo metti. Quello vuol dire improvvisare e io abbiamo trasformato questa piccola idea in un fatto creativo, in questa estemporanea dove musica e pittura si incontrano. Ecco, c'è un momento di decantazione quando arrivate lì, o niente, a un certo momento dici: "Iniziamo." No, no, certo, è una cosa molto fredda, nel senso che pronti via si va. Dove? E Okay. chi lo sa? L'importante è andarci. Cioè, insomma, l'importante sì, perché questo il nostro mestiere è sempre stato così, chissà, ce la farò, non ce la farò, esco, non Chi esco, parte per si primo? parte per prima di solito partiamo insieme. Ah, Basta un'occhiata, io prendo, e ho tutti i miei colori, le cose, ah. poi decido lì quale quadro fare, perché No, lì perché forse mi sono influenzato da non so, da degli spiriti vari che circolano nell'aria, ma non ho mai idea di quello che mi farò. viene sempre in mente l'improvvisazione jazz, no, quindi una Esatto, volta, esattamente. ero ti ricordi il capolinea? Come no? Certo, me lo Ehm, ricordo. una volta assistetti a c'era Tullio De Piscopo, così da un momento all'altro, Tullio De Piscopo, Tony Scott che suonava il sassofono, poi non mi ricordo più chi altri, erano 3 o 4 da un momento all'altro. Loro son saliti, certo c'era un brano di base su cui partire, poi ognuno aveva, nell'improvvisazione aveva il suo Certo. spazio, tipica come nel jazz, no, quindi arrivato a un certo punto comunque ci sono delle logiche, no, quindi per questo ti domandavo chi è che parte per primo, perché nell'improvvisazione non No, possono no, improvvisare noi tutti, ecco. no, no, siccome non abbiamo neanche lo standard, nel senso che non c'è niente sotto, noi proprio cominciamo dall'improvvisazione, cioè come dire, dall'imprevisto. C'è un imprevisto, quale? Chi lo sa qual è? Non si sa quale sarà. Io non so mai con quale colore comincio. Non posso saperlo perché e non mi pongo neanche il problema, perché se me lo ponessi quel problema finisce l'improvvisazione, Certo. tutto qua. Vabbè, questo ricordiamo allora appunto Mercoledì vediamo sera mercoledì sera eccolo qua. 14 dicembre al Castelli Gourmet, dove c'è appunto, tra l'altro, anche Anco la mostra di pittura sul calcio alle 20:30. no, vie Meglio prenotare, me mi han detto, meglio prenotare sì, perché per essere sicuri, chi vorrà venire, di essere come dire, di sedersi nella sala dove faremo la performance, perché ha 2 sale il posto, quindi è ho meglio essere in capito. quella dove faremo la performance. Bene, allora ritorniamo invece per ciò che riguarda a questo punto salutiamo Biagio Castagna, eccolo qui, e quindi radiocronaca e vari interventi mondiali dove ho commentato tutti i momenti salienti, il pubblico da casa ha potuto vedere la mia improvvisazione e il mio amore per la radiocronaca. È vero, lui è sempre molto, molto presente, è la sua grande passione. Lo salutiamo, ciao Biagio, e ci caliamo un attimo sulla realtà del campionato di calcio, cosa dici? Ma, dico Abbandoniamo che un attimo? Lo abbandoniamo un attimo il mondiale? Te la certo, come senti? no. Come no, certo, Te è la che senti di entriamo dentro in un altro discorso dove ma speriamo, come prima dicevo, io sono, come dire, tifo Inter, quindi spero che questa squadra si riprenda un po'. E ho sempre la sensazione che siano sempre sul filo, ho sempre non so perché non mi danno il senso di una certezza. Non so se sono io che mi sbaglio, non lo Beh, so. parlando di Inter, indubbiamente c'è un po' una problematica. Dopo, vabbè, togliamo un attimo la classifica, la vediamo dopo. Allora, a questo punto, vediamo un'altra opera di Roberto Sironi. Eccolo qua. Ecco, Cielo nerazzurro, ecco, sì. quindi però non è che vuoi sempre, se fosse per esempio un milanista, lo faresti un quadro Ma rosso-nero? ci sono dei quadri dedicati al Ecco, Milan, come no, appunto. certo. Non so se puoi Certo. farli vedere, ma ci sono, ci No, sono. non ce li ho, però Diavoli rossi, no, ci sono, ci immagino, sono, ci ecco, sono. C'è immagini. un derby, c'è un quadro dedicato al derby, c'è un bel quadro, credo, dico bello anche se ti posso sembrare presuntuoso, sul Torino, che si intitola Grande Torino. Eh beh, certo, ovviamente, è sempre una Ce ne grandissima sono tanti. passione. Certo, certo. Quella grandissima passione per una squadra fantastica, che è Poi entrata sai, appunto alla fine lì sono esposte
credo 20 opere. Sì. Ho dovuto fermarmi perché se no ne avrei esposte 200 di opere, che poi Beh, quando ehm, comincio vedo dietro una libreria che è sì, stata e qui son tutti quadri. fagocitata dai quadri messi Sì, tutti in questa è verticale. una parte però, è solo una piccola parte dei quadri che ho in casa, quindi ce ne sono tanti, sì, è vero. Ce ne tanti, benissimo. Mh. Ogni giorno dipingi? Quasi sempre, sì, Quasi sempre, sì, okay. quasi Va sempre. bene, andiamo a rivedere allora un attimo prima di parlare dell'Inter e della classifica, eccola qua, andiamo a vedere. Quindi aspetta, togliamo questo. Eccola qua. Sembra di essere nel Giurassico, non ci ricordiamo più della classifica. Napoli 41, Milan 33, quindi sono 8 punti di distacco. Noi Poi siamo abbiamo 11, giusto? Siamo 11 punti di distacco, poi, ce ne giusto? sono 10 con la Juventus che ha 31, 30 l'Inter e la Lazio, e quindi sono 11, e poi abbiamo ovviamente tutte le altre a seguire: l'Atalanta che ha perso un po' il passo, la Roma che è un po' risalita, l'Udinese che era partita molto bene si sa velare alla grande, perché alla fine quello è l'obiettivo, il Torino che sta risalendo, la Fiorentina che penso dovrebbe rientrare un po' nei giochi perché è partita molto male ma gioca anche bene. Il Bologna è una squadra sempre pericolosa da affrontare, la Salernitana una buona squadra, l'Empoli sta risalendo, il Monza è risalito tantissimo, eccolo qua che qua mi scompagina ovviamente il refresh della classifica della Gazzetta. Dopo il Monza che ha fatto una grandissima risalita dall'ultimo posto al 14°, c'è il Sassuolo, il Lecce, Spezia, la Cremonese, la Sampdoria e appunto per ultimo abbiamo adesso andiamo a vedere un attimo, il Verona, che però lo vedo veramente male, anche la Sampdoria non la vedo bene con il cambio di Mh. proprietà in dirittura d'arrivo. Va bene, senti, parliamo di Inter allora a questo punto, ritorniamo sul discorso appunto dell'Inter. Non ti convince, ma anche perché poi molte certezze sono state perse con Eh il sì. discorso economico, e quindi aver perso un po' il filo che era partito da Spalletti a Conte a Inzaghi, e in qualche modo era stato anzi sublimato dal gioco di Conte. Inzaghi come lo vedi come allenatore, per esempio, che ha cercato un po' di indirizzare in un certo qual modo il gioco, Ma non avendo le penso caratteristiche di Conte? penso sia una brava persona, questo è poco ma sicuro, però per allenare l'Inter non basta, credo, essere solo una brava persona. Ho Poi sai capito. ti porti sulle spalle un peso terrificante. Quindi insomma forse c'era meglio in giro. Mi ricordo Trapattoni che disse: "Un anno qui all'Inter ne vale 10", diceva. Beh, ma insomma, poi sai quando raggiungi certi livelli, il livello giustamente cambia. E quindi sai, allenare l'Inter, sicuramente non è come allenare la Lazio, questo è poco ma sicuro. Non è Sì, uguale. perché tutti si aspettano, e poi c'è comunque una grande retorica riguardo appunto l'Inter, che bisogna Eh. sempre l'Inter deve sempre vincere, è un Ma po' sai anche l'Inter, il l'apparato Milan, la mediatico. Juventus, sono squadre dove quando fai l'allenatore devi essere il numero 1, ma come i vari giocatori del resto, eh. Sì, Quando giochi certo. nell'Inter non puoi devi essere uno bravo, punto, finito, non c'è discussione. Ecco, Se no ci sono altre squadre, volendo, volendo. senti, la prima partita sarà della ripresa del campionato, al di là che appunto è stato spezzato drammaticamente dal mondiale, il nostro campionato, riparte proprio un secondo campionato. A me viene in mente quando ci fu il famoso lockdown del 2020, la Lazio era credo a un punto a pari merito con la Juventus e stava viaggiando veramente molto bene. Dopo 2 mesi ripresero a giocare, persero il filo del Sì, certo. discorso e Ma questa scivolarono dietro. volta anche questa volta penso che finirà così. Non so chi perderà il filo, ma penso che questo distacco comporterà Però qualche rilassamento. abbiamo 8 punti di vantaggio sulla seconda da parte del Napoli, con le prime 2 partite che sono Inter-Napoli
e Napoli e Juventus, quindi la terza e la quarta e la quinta che incontrano il Napoli. Se il Napoli scollina questi due impegni, Ha vinto. qualcosina, no, ha vinto no magari, però comunque Insomma, ricaccia le ambizioni. sì, no, penso che metta una pietra importante sul campionato, perché se dovesse vincere tutte e due, sai, anche per gli altri diventerà complicato a livello psicologico, credo. E comunque è anche una buona squadra, quindi non è che sia così improbabile. Non la vedi anche un po' garibaldina? Ha fatto un girone esemplare, Il battendo il Napoli, intendi? Liverpool, il Napoli. Ecco, non la vedi un po' garibaldina, una scheggia impazzita che potrebbe anche magari arrivare in finale? Chissà mai, nella No, Champions. perché la squadra è messa giù bene, i giocatori sono bravi. Poi c'è questo, non mi ricordo mai come si chiama, questo giocatore gioca nel Napoli, nome difficile, Il complicato. Georgiano, Il Georgia- Kvaratskhelia. Io mi domando, ma come mai non l'ha visto nessuno questo Ma signore? magari l'hanno visto, però uno dice, E questo magari. gioca bene, questo gioca bene. Certo, non è un super campione, ma gioca bene, gioca molto bene. Ma Quindi, chi va a prendere il giocatore deve immaginarselo in un contesto. L'hanno immaginato molto bene, ecco, in quel contesto lì, e quindi penso di sì, penso di sì. Anche io penso che anche quello conti tantissimo, quello che sceglie i giocatori, poi alla fine è lui che fa la squadra, mette a disposizione X giocatori all'allenatore e quelli hai. ha Poi fatto quelli dimmi scusa. è molto merito ovviamente della società che ha preso i Eh sì, giocatori, ovviamente, però c'è anche sì. merito di Spalletti perché andando via Insigne e Mertens, sdoganando il centravanti Osimhen nella sua propria posizione È di bravo lui, è è bravo anche lui, bravo, no? bravo, certo che è bravo. Quindi Ha evidentemente ha dei bravi giocatori il Napoli, non è un caso che sia primi in classifica, non è un caso. Credo che non sia un caso. senti, i Perché sta vincendo dirimpettai proprio di sta vincendo bene, quindi non è che dici: "Ha fortuna", no, quindi no, vince, no, vince quindi bene, vince, vince quindi bene. quindi Senti, i dirimpettai di Milano, i dimmi, tuoi dirimpettai milanisti, milanisti, cosa come li dicono? vedi? Li vedo bene anche loro, Eh. purtroppo. Li vedo abbastanza bene, perché hanno fatto una scelta di fondo importante, credo, ma questo Maldini qua si sta rivelando anche bravo come regista, no, dietro le quinte. Penso ma insomma perché è stato un grande giocatore, quindi vedi anche lì si ritorna al pallone materico, sa come si tocca un pallone, quindi probabilmente ha messo in campo la sua sapienza. La squadra non è male, forse non è ai livelli del Napoli, però se qualcuno scivola ho la sensazione che il Milan possa essere lì. Se qualcuno Eh. scivola, se Sì, qualcuno scivola prima. questa è la cosa. Ecco, andiamo alla Juventus. La Juventus ha fatto una buona risalita, rientreranno dei giocatori importanti da Di Maria che ha già giocato il mondiale, a Pogba, a Chiesa e poi magari faranno qualche intervento sul mercato, non lo so questo, vediamo. C'è tutta la situazione extracalcistica, quindi questo può in qualche modo Sì, creare dei sicuramente sì. problemi Per me oppure sì. uno deve No, per essere me bravo sì. Allegri a chiudere la squadra alle No, mura. penso di sì, perché anche da parte dei calciatori ci sarà una specie di rilassamento. Sai, quando succedono queste cose qua, è molto probabile che alcuni perdano un pochino la fiducia nella società, credo. Però è sempre la Juventus, quindi attenzione perché questi non mollano mai, non mollano mai. Si sa mai, però è sempre la Juventus quindi No, più che non altro perché non hanno anche non credo che possa vincere il campionato, questo penso di no, perché prima di loro c'è comunque Milan e Juventus e magari anche noi se cominciamo a fare delle cose interessanti, magari ci saremo pure noi. Però è sempre la Juventus, quindi bisogna sì, è sempre anche vero che han fatto sono ancora in serie positiva, non mi ricordo di quante partite, penso quasi una decina adesso a memoria, però sì. sono passate le settimane. È anche vero che però l'interruzione crea un problema, no? Questa diciamo che sarà una sorpresa per tutti e chissà chi la prenderà male, chi la prenderà bene, boh. È un po' complicato perché penso sia la prima volta che succeda una cosa del Sì. poi sai nel momento più importante, nell'inverno, dove le cose insomma, alcune squadre si mettono a posto, altre peggiorano, altre migliorano. C'è stata questa pausa qua, non so come ne verranno fuori.
non ho idea. Sarà anche in coda alla classifica, Sì, sì. non sarà facile, Ma è quindi molto perché probabile che la classifica cambierà totalmente. È molto probabile, perché beh, è un altro forse ca giustamente è un altro campionato. forse appunto di positivo sarà questo, e ci saranno un po' di colpi di scena, almeno in qualche modo si movimenterà anche se non è una forma di spettacolo regolare, però indubbiamente ci saranno dei cambiamenti di classifica. Le due romane invece sono le squadre che sono sempre lì, come dici tu, la piazza freme, però se dopo alla fine non vinci nulla non è un po' proprio come il Milan, l'Inter e la Juve. No, però sai, io sono un simpatizzante focoso di Mourinho, quindi intanto gli auguro di fare bene comunque l'Italia, perché guarda, gli danno sempre contro tutti, sempre io più gli danno contro e più e più mi è simpatico. Quindi siccome ha fatto quello che ha fatto, penso che comunque lascerà un segno a Roma. Credo che ce lo lascerà un Un segno. po' l'ha già fatto, perché andando a Sì, vincere comunque la ma Conference vedrai League. che piano piano, se gli danno un po' retta, sai, sempre romani sono, quindi se Mourinho mi sembra che sia un po' poco romano, ma se lo lasciano lavorare è molto probabile che farà molto bene. E non so se riuscirà a lavorare, perché oggi è arrivata una notizia che Ronaldo, il vero Ronaldo, il fenomeno, sponsorizza Mourinho sulla panchina del Brasile. Dice: "Non c'è problema anche avere Può un essere, allenatore straniero". può essere, Beh, sì, sì. Ma io ce credo lo vedo, io ce lo vedo, eh io ce sì, lo vedo. io credo che sia proprio la panchina giusta per lui, Eh sì, perché ma cosa guarda, gli manca? ma no, ma È l quello lì è uno da panchina del Brasile, Spagna, Portogallo, ovunque lo metti, lui è sempre al posto suo. Cosa gli manca da allenare? Ha allenato in tutte le latitudini, bene o male, dei campionati più importanti, eccetto la Germania e la Francia. Gli mancherebbe una grande nazionale, poi lui è portoghese, la lingua è quella, e Eh sì, quindi certo, esatto, bravo. Quindi secondo me se allenerà il Brasile ne vedremo delle belle. Credo finalmente vedremo un Brasile di un altro livello, perché questo Brasile qua sinceramente, con tutti questi famosi campioni che aveva dentro, insomma è scivolato male. è scivolato male, perché poi prendevano pochi gol, era quasi un Esatto. Brasile non brasiliano, con una buona difesa, invece è andata male. L'ultimo ragionamento invece riguarda questa squadra, eccola qui. Mh. E La nota dolente. allora, nota dolente, il futuro, perché qua se ne sentono di ogni, eccetera, eccetera. Era giusto, per esempio, sollevare dall'incarico Mancini, come ho sentito recentemente, oppure era giusto continuare, dargli fiducia perché è uscito per un rigore sbagliato di Jorginho? Alla fine potevano anche dare una bella, cioè, in fin dei conti, chi vince un campionato europeo o il campionato di un continente dovrebbe accedere già di ufficio a un campionato Il mondiale, mondiale, invece no. certo. Questa cosa qua ha creato uno squilibrio, perché effettivamente un'Italia che non partecipa è un grosso peccato. Poi magari avremmo fatto peggio della Germania. Ma guarda, io penso che Mancini debba restare, perché comunque è un signore di un certo livello, a parte è un attore che mi sembra anche bravo, quindi secondo me deve restare. La squadra italiana invece forse bisognerebbe un attimo rivederla, perché anche qua corrono tanto, ma insomma di arte, mettiamola così, di arte ce n'è un po' poca. E Ho sai, capito. l'arte comunque paga sempre, l'arte paga sempre. Quindi se dovremmo vedere un po' se in questo paese ci sono ancora certi personaggi, forse non hanno più voglia di cercare personaggi talentuosi nel calcio, oppure solo gente che corre, non lo so, però ci mancano quei 2 o 3 personaggi che prima avevamo, insomma, i vari Baresi, che ne so, la gente lì manca, purtroppo Gente manca. di sostanza, personalità Gente e che bravura dicevi, comunque. sì, che dove dicevi: "Questo qui non ne sbaglia una", e infatti non sbagliava una. Per dire, dico lui, ma son anche gli altri, insomma, gente che sapeva. Se vai a vedere le formazioni del mondiale nostro, capisci al volo che son tutti uno più bravo dell'altro, Nel uno più bravo 2006 dell'altro. Sì. erano grandi giocatori, eh. Certo, certo, ma anche l'altro, quindi insomma, cosa Sì. gli vuoi dire a questi qua? Credo che questa nazionale qua soffra un po' di questa mancanza di talento, credo.
Bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, un'oretta che è andata via agilmente in questa prima puntata della nona stagione, edizione calcio che calcio che fa 2022-2023. Nel frattempo condivido, eccolo qua, il sito di Roberto Sironi, il mestiere di un artista visionario. Come vedete qua ci sono tutte le sue, diciamo, sfaccettature, e quindi vi consiglio di andarla a vedere perché ci sono tutti i documenti interessanti, no? Quindi si possono sentire le musiche, si possono ovviamente vedere tutti i vari canali collegati social, essere collegati e vedere tutte le iniziative. Ripeto, l'ultima iniziativa è quella che riguarda appunto l'arte nel pallone, la mostra di pittura di Roberto Sironi, fino al 18 dicembre 2022. Bene, grazie allora per aver Grazie a voi. partecipato a questa prima puntata, Roberto Sironi. Grazie anche a Elisabeth Bungema, quindi grande violinista, che so che è dietro le quinte, la saluto. E niente, spero di riuscire a fare un salto prossimamente, così ci vediamo anche di persona. Grazie Roberto allora, per aver partecipato. A presto. Grazie. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ecco, questa è la prima puntata. Ovviamente abbiamo parlato con un artista, ma abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato con la solita e consueta leggerezza, abbiamo trattato il calcio come di consuetudine qui a Che Calcio Che Fa. Ricordo che la trasmissione va in onda sulle varie pagine social che sono appunto quelle di Facebook, YouTube, Twitch, Instagram per ciò che riguarda le immagini. Ricordo primariamente l'allocamento su silvermusicradio.it, quindi che è la radio di riferimento, e poi ricordo anche la beneficenza Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-emma.it. Unisciti alla campagna ogni giorno per Emma, quindi chi vuole essere in qualche modo, tra parentesi, settimana scorsa è stata la settimana della disabilità, quindi se volete in qualche modo unirvi, vi garantisco che è un'associazione molto molto seria che dedica tantissimo tempo alla ricerca. Grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa. Noi ci vediamo settimana prossima, chissà, avremo un artista? Non lo so, avremo un professionista, vedremo. Intanto vi saluto e buona semifinale per domani sera. Grazie, buona serata.